Ben ritrovati dalla redazione. Ha perso il controllo dell'auto e è andato a sbattere contro un altro veicolo parcheggiato, danneggiandolo seriamente. È successo nella tarda serata di ieri in viale Miramare, in un punto non distante dalla Fontana. Non risultano feriti gravi. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118. Secondo le prime ricostruzioni il conducente ha fatto tutto da solo. A causa dell'impatto il veicolo colpito è stato sbalzato sul marciapiede. Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere in quel punto di viale Miramare, con gravi danni a vari veicoli posteggiati. Un operaio del 1978 di origine kosovara è caduto ieri da un'altezza di 2 metri mentre stava lavorando su un ponteggio all'esterno di un bastione del castello a Gorizia. L'uomo si trovava su un'impalcatura quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Secondo quanto riferito dai sanitari intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non ha mai perso conoscenza. Dopo essere stato recuperato è stato trasportato al pronto soccorso per la valutazione delle sue condizioni e le cure del caso. Sequestrati 90 kg di cibo in un ristorante dell'Isontino per gravi irregolarità nella gestione e conservazione dei prodotti alimentari. I controlli sono stati effettuati dalla Guardia Costiera di Monfalcone con il supporto del personale sanitario di Asugi. Sono emerse criticità legate sia alla tracciabilità del prodotto ittico che al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dai protocolli HACCP, e al termine dell'ispezione sono stati sequestrati circa 40 kg di prodotti ittici, tra cui mazzancolle, calamari e salmone, poiché privi della documentazione che attestava la tracciabilità. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto una riflessione intervenendo in mattinata ieri all'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'Università di Trieste. Hanno partecipato alla cerimonia anche gli assessori regionali Alessia Rosolin, alla quale il rettore ha rivolto i ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto nel corso del suo mandato, e Fabio Scoccimarro. Il massimo esponente della giunta regionale ha rivolto un particolare ringraziamento al rettore di UniTS Roberto Di Lenarda, che si accinge a concludere il proprio mandato. Ha saputo dare lustro e prestigio all'Ateneo, sempre più punto di riferimento per la ricerca, la formazione e l'innovazione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: piogge estese ed intense, localmente anche molto intense sulle prealpi Giulie, in montagna nevicate abbondanti in quota inizialmente possibili fino a 1000-1300 metri, temporaneamente in mattinata fino a fondovalle sul Tarvisiano, poi in giornata a 1200-1500 metri circa. Possibili temporali sulla costa, vento da sud sostenuto che poi girerà in giornata a Libeccio. Possibili alte maree anche piuttosto sostenute. Nel pomeriggio miglioramento, ma dalla notte ricomincerà a piovere. Temperature minime in pianura fra 8 e 10 gradi, sulla costa fra 8 e 11 gradi, massime in pianura fra 11 e 14, sulla costa fra 12 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.